Lei arriva dalla periferia veneta e so che ha in serbo tante idee per la periferia stessa. Ce ne elenchi qualcuna? Sì, io provengo da un paese che si chiama Pieve del Grappa, che è nato dalla fusione di due comuni contermini, di Crespano e Paderno. In questi ultimi 10 anni ho potuto toccare con mano sia da amministratore che come imprenditore, perché la mia impresa ha sede proprio in Pedemontana del Grappa, il progressivo abbandono di di quelle che sono le opportunità legate allo sviluppo della zona. Quindi secondo me bisogna la regione deve fare uno sforzo per creare quelli che sono i presupposti e le stesse opportunità che hanno i grossi centri urbani, quindi investire sul trasporto pubblico, sulla formazione, sull'alternanza scuola-lavoro e soprattutto sulle famiglie con delle risorse che attualmente possono essere impiegate, ma vanno sicuramente implementate. A proposito di risorse, so che lei ha anche un'idea su il carico fiscale che ha attualmente la regione rispetto al Stato. Sì, la regione Veneto mediamente paga dai 14 ai 16 miliardi di euro all'anno di IRPEF allo Stato italiano. Io sono profondamente convinto che bisognerebbe fare una revisione di questa peso fiscale che si fa carico la regione, attuando una riforma che possa lasciare il 20% di quella che è questa quota al territorio della regione Veneto, ovviamente vincolando questi soldi agli investimenti sulle infrastrutture, sulla sanità, su quelli che sono i sistemi per alleviare il peso dalle famiglie. E anche in ambito agricolo ci sono delle importanti idee da portare, che si potrebbero portare avanti? Sì, credo che il mondo dell'agricoltura sia quello più penalizzato per questi ultimi anni, specialmente per quello che riguarda il cambiamento climatico. Quindi ci sono sicuramente delle operazioni che possono essere fatte in maniera eh, sostanziale nei confronti di quello che è il mondo agricolo per l'incentivazione delle imprese, soprattutto lavorando su quelle che sono le possibilità che ci può dare l'Europa dal punto di vista sia fiscale che economico, con il potenziamento dell'ufficio presso la Comunità Europea, presso Bruxelles, della Regione Veneto, in modo da intercettare più fondi che possano permettere di compensare le differenze che ci sono nelle imprese agricole all'interno anche della stessa provincia. Mi viene da pensare che le opportunità che sono state date legittimamente all'area del Prosecco possono essere anche date a quelle aree che hanno meno opportunità dal punto di vista della produzione e del guadagno netto. Lei prima parlava di fusione dei comuni. So che nel suo pensiero è una cosa molto positiva. Sì, è una cosa che la regione sicuramente deve fare un'operazione di sostegno e di informazione dei cittadini, perché le opportunità legate alle fusioni dei comuni contermini sono enormi. Faccio solo un esempio: il comune di Pieve del Grappa, nato dalla fusione tra Crespano e Paderno, può contare su un contributo straordinario dello Stato per 15 anni di 900.000 euro all'anno. Quindi capiamo bene quali potrebbero essere gli sviluppi e i sostegni nei confronti delle famiglie dei comuni che si fondono. Ad esempio, come è stato fatto nel mio comune, il trasporto scolastico viene dato gratuitamente e viene dato un incentivo a chi deve spostarsi, a quegli studenti delle scuole superiori che si devono spostare anche al di fuori del territorio comunale. Quindi va fatta sicuramente un'operazione di informazione, non è semplice perché la fusione avviene tramite referendum consultivo, ma le operazioni che si possono fare e gli investimenti che si possono fare a sostegno della società sono molto 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 importanti. Domani lei diventa consigliere regionale. Qual è la primissima cosa che metterebbe in atto? Qualora dovessi essere eletto, io credo che la prima cosa da fare in assoluto sia quella di operare una profonda revisione della spesa all'interno del bilancio regionale, perché sono profondamente convinto che ci siano delle voci di spesa che sono troppo elevate e soprattutto non si sa bene come vadano spesi e investiti i soldi. Quindi questa è la prima cosa in assoluto che va fatta.
Va avviata una trattativa immediata con lo Stato per la questione del 20% dell'IRPEF a cui facevo riferimento prima. Va potenziato il rapporto con le istituzioni europee per attrarre investimenti anche dalle regioni e dagli stati esteri. E ultimo non ultimo la questione della fusione dei comuni, che mi sta particolarmente a cuore. Ci sono stati dei tentativi anche all'interno della provincia di Treviso, ma sono profondamente convinto che questa sia l'unica alternativa e l'unica vera azione che non è stata fatta finora per creare benessere e opportunità all'interno del territorio veneto.